Siamo studenti del Liceo Artistico di Verona, dell'indirizzo di Architettura Ambiente. Il nostro lavoro è consistito nell'elaborazione di 4 progetti per la realizzazione di un monumento alla memoria delle vittime innocenti di mafia, in particolare Emanuele Aloi, Padre Pino Puglisi e Federico Del Prete, da collocare in uno spazio pubblico ipotetico in alcune città del Veneto, in particolare in un parco o in una piazza. Abbiamo illustrato l'iter progettuale e il progetto mediante tavoli di studi, con schizze e bozzetti, tavolo esecutivo, plastico volumetrico, rendering e abbiamo quindi realizzato 4 pannelli illustrativi. Le idee sono nate dopo una fase di studio della documentazione sull'origine della mafia, sul suo radicamento nel territorio, sulle azioni di contrasto che lo Stato attua e sui possibili percorsi di cittadinanza attiva testimoniati da connazionali coraggiosi che si sono opposti alla criminalità organizzata a caro prezzo. I 4 progetti sono stati realizzati dagli studenti di una classe quinta, mentre noi studenti di una classe terza abbiamo condiviso la fase concettuale, la ricerca dei materiali con la relazione sulla relativa tecnologia e alcune fasi esecutive. I materiali utilizzati nel nostro monumento, collocato nel Parco delle Rimembranze di Venezia, rimandano ad una simbologia particolare all'interno di questo contesto. Il piombo, ad esempio, essendo un materiale nocivo, descrive appieno il danno che il fenomeno mafioso rappresenta per il nostro paese. All'interno dei solidi che costituiscono la struttura principale, realizzata in cemento grezzo, sono incastonati elementi che richiamano i traffici legali della mafia: barattoli, giornali, medicine, rifiuti tossici, bottiglie di plastica, armi. L'utilizzo del cemento per realizzare i 3 blocchi strutturali vuole indicare il modo pesante e opprimente in cui l'Italia e il resto del mondo vengono schiacciati dal fenomeno mafioso, ma dalla pressione ci si può rialzare, e a questo alludono le 3 statue in acciaio. Il monumento è collocato nel Parco d'Europa Padova. Lo spazio è occupato da monoliti in cemento magrone, in calcestruzzo magro, ovvero realizzato con quantitativi ridotti di cemento. Tali strutture, a forma di parallelepipedo, mettono in scena un'immaginaria rete di città collegate l'una all'altra da funi in acciaio zincato. La disposizione dei monoliti in cemento andrà a creare 3 percorsi, i quali condurranno al centro della struttura architettonica, formata da uno sviluppo di 3 colonne piegate a base triangolare. Come 3 sono le vittime a cui è dedicato il memoriale. Il visitatore sarà condotto in un giardino che darà una sensazione di rinascita e libertà, dopo aver superato l'oppressione e l'inquietudine generate dai 3 percorsi sovrastati dalle strutture in cemento magrone. Per il nostro monumento, collocato in Campo Marzo a Vicenza, ci ha ispirata la riflessione di Giovanni Falcone, secondo cui si muore spesso perché si è soli o perché non si dispongono delle necessarie alleanze, oppure semplicemente perché si è privi di sostegno. In tale struttura commemorativa abbiamo scelto di utilizzare l'acciaio corten in grado di esprimere l'architettura concettuale contemporanea, nella cui costruzione è canalizzato un corso d'acqua riciclata. Per il muro abbiamo scelto il cemento grezzo, che allude alla struttura grossolana della mafia. Abbiamo dunque immaginato 3 crepe sul muro che danno origine, sul retro, ad altrettante cascate che ricordano le 3 vittime di mafia. Il nostro monumento, collocato nel Parco Santa Croce a Verona, prevede una base di 2 livelli. Il primo, in neoardesia, presenta una superficie ruvida e leggermente irregolare, data dalle spaccature naturali. Il secondo è in marmo bianco. Sopra quest'ultimo si trova una struttura di specchi, formata da una serie di triangoli uniti fra loro in un movimento armonioso. La figura del triangolo allude in particolare alle 3 vittime a cui il monumento è dedicato, mentre la replicazione del poligono rimanda alle tante vittime innocenti di mafia. Intorno alla struttura si trovano 2 lastre di rame forate che ricordano spade di proiettili, i quali rimbalzano su superficie riflettente e tornano indietro, distruggendo quindi il muro che rappresenta la mafia. Vogliamo dunque sottolineare che il sacrificio delle vittime innocenti di mafia non è mai stato vano e rappresenta un monito per la società civile chiamata all'impegno per l'affermazione della legalità e per la lotta contro la criminalità.